Segretaria generale della Camera Lavoro, e grazie alle splendide parole di un pezzo di storia del sindacato veneto e anche delle istituzioni venete. Giuliano Varnier oggi ha sintetizzato tutto quello che forse c'era da dire, però il senso di questo nostro essere insieme credo sia far ripartire una battaglia che è prima di tutto culturale. Oggi le destre, con le stellette e senza le stellette, insistono quotidianamente sulla priorità della sicurezza. Ieri ho visto che qui a Treviso c'è stata anche un'aggressione di militanti. Ebbene, se quella è la sicurezza che questi signori e queste signore hanno in mente, noi tutte e tutti insieme, con le nostre specificità, a questi signori dobbiamo contrapporre un'altra sicurezza, che è la sicurezza della pace e che è la sicurezza dello Stato sociale che tanti scioperi, tante battaglie, tante lotte hanno visto conquistare in Italia. È l'applicazione della Costituzione che per anni è stata letteralmente lettera morta e che forse grazie alle compagne e compagni come Giuliano Varnier e tanti altri sono stati conquistati con la riforma sanitaria, con la scuola media unificata e quant'altro. Io non entro nel merito delle giustissime proposte della CGIL sul nesso di inscindibilità che c'è tra appalti al massimo ribasso e infortuni sui luoghi di lavoro, e sulla sanità, che deve riguardare sempre più le cittadine giovani ma anche i nostri anziani e i nostri anziani. Io penso che sia arrivata l'ora di fare una questione generale di redistribuzione. Con le riforme dei democristiani c'erano in Italia aliquote non proporzionali, ma conformi all'articolo 53 della Costituzione. Oggi abbiamo 3 aliquote, 23, 33, 43, e chi sta all'ultimo scaglione paga anche se ha milioni e milioni di euro. Per non parlare delle troppe tasse fisse che anche senza la Lega ci sono, dalla tassa fissa per chi riporta i capitali in Italia, la cosiddetta tassa per i paperoni, purtroppo introdotta dal governo Renzi, absit in iuria verbis, alla cedolare secca, a 1000 altre tasse. Sono stato un libero professionista e so bene che i liberi professionisti fino agli 80.000 euro hanno già la tassa fissa. Noi vogliamo la progressività perché sta scritta in Costituzione e quindi vi proponiamo tutti insieme, e secondo me a ottobre raggiungeremo le 100.000 firme, proponiamo una legge di iniziativa popolare che cominci a tassare progressivamente un po' di più chi sta sopra i 2 milioni di euro. Attenzione, esclusa la prima casa, anche se hai 200 metri quadri in zona marciana, che non è propriamente uguale che avere una casa di 50 metri, prima casa, non lo so, a Sapughe o a Mareno di Chiara. Quindi una proposta assolutamente moderata e ragionevole. Perché? Perché è arrivata l'ora che chi ha di più paghi di più. Per finanziare cosa? Per finanziare tutto quello che la CGIL quotidianamente nelle sue battaglie sostiene. Allora fatemi fare l'ultima battuta, perché so bene di dover stare in tempi. Noi siamo una forza piccola, extraparlamentare, sovente esclusa e
storica e recentemente purtroppo anche che si è autoesclusa. Ma da questo palco, fosse a Treviso, fosse a Torino, fosse a Venezia, mi sento di rilanciare una battaglia anche politica perché la Costituzione sia il campo unificante delle forze che si riconoscono in senso lato nel centro-sinistra. Ci sarà di sicuro un'alleanza che si chiamerà Campolargo, ma credo che ci voglia un accordo più ampio che parta dalla Costituzione. Fatemi fare una battuta: non può piovere sempre, non può vincere sempre la destra con le stellette e senza, e arriverà, credo, dopo la pioggia anche un po' il sereno. Grazie a tutti, compagni.